Esito, capitolo 1. La prosperità degli ebrei in Egitto. Questi sono i nomi di tutti i figli di Israele, che trasettano in dall'Egitto con Giacobbe, e arrivano là con tutta la famiglia loro. Ruben e Simeone, Levi e Giuda, Isachar, Zabulon e Beniamine, Dan e Neftali, Gad e Aser. Tutte quelle persone che nascettano a Giacobbe erano 70. Giuseppe Dan si trova già in dall'Egitto. Giuseppe poi murette, e a così pure i frati suoi e discendenza sua. I figli di Israele crescettero, si aggrandetano e diventarono assai per numero e assai potenti, e tutto il paese dell'Egitto si regnette a Breia. Oppressione dell'Abreia. Tanto nascette un re dall'Egitto che non aveva conosciuto a Giuseppe e ricetta a tutto il popolo suo. O vicano, o popolo dei figli di Israele è diventato assai più grosso e più forte di noi. Pensiamo come avevamo fatto per non fa crescere ancora di più. Perché se avesse succedere una guerra, chi sa onorare i nemici nostri e si metterà a guerra contro noi e poi se ne fuggirà in tuo paese. Perché il re comandava i certi per guardare per far scamazzare con fatica forzata e facette frafagare loro due città in tuo deserto per faraone, la città di Piton e Ramses. Ma quando i più scamazzavano, tanto più che il popolo cresceva per numero e cominciavano a sentire come anupismo la presenza di tutti i figli di Israele. Perché se gli egiziani facevano fatica assai ai figli di Israele e trattavano con una maniera assai tosta, facevano andare la vita loro assai pesante, facendole fravagare mattone e terracotta e facendole fatica assai in terra loro, e costringette che a forza fa tutte queste fatiche assai pesanti. Poi il re dell'Egitto ricette a tutte in mano della Breia, e una che si chiamava Sifra e l'altra Pua. Quando vi chiameranno e femmine ebrei per far sgravare i figli loro, guardate un creatura che sta a scia fuori, quando la mamma si trova ancora in sponne la seggia, sia un maschio, acceritelo, se invece è una femmina, lasciatela campare. Che li mammane, invece, campavano sotto alla verenza di Dio e non facettero come aveva comandato il re l'Egitto, e lasciavano campare pure i figli maschi. Tanto il re l'Egitto che mai che li mammane ricetta a loro. Perché non avete fatto come ha giù comandato e avete lasciato campare i figli maschi? Che li mammane rispondettero dicendole: e femmina ebrei non so come che l'egiziana, loro sono chine di forza, e prima che la mammana va a loro, che stanno già sgravato creature. Dibbene ricetta assai che li mammane, e che il popolo si aggrandette e diventava così assai forte. E proprio perché tutte che li mammane avevano la verità di Dio, issi facette grandi pure le famiglie loro, e stesse danno che il faraone rette gli stu comando. Ogni figlio maschio che nascerà a tutta la Breia, voi avuto a ridere in Nilo, lascia ridere che invece è figlia femmina.